candidato numero 1 sulla scheda elettorale di Lorsica è Alessandro Graziadelli. Nato a Genova il 9 gennaio 1971, è sposato, ha una figlia. Diplomato alla scuola alberghiera, da 20 anni vive a Lorsica dove svolge attività di artigiano tessitore. È alla prima esperienza politica. Già presidente del Comitato Festeggiamenti Lorsica, l'attuale Proloco, collabora col Museo del Damasco. Alle amministrative 2019 si candida appoggiato dalla lista Lorsica verso il futuro. Come pensa di sostenere le famiglie sul territorio e contrastare lo spopolamento? Questo è un problema a cui che ci siamo posti quasi come problema principale, perché comunque lo spopolamento è evidente e sicuramente cercheremo di agevolare il più possibile le persone che vogliono venire ad abitare nel nostro comune e a quelle che ci sono agevolarle cercando di farle rimanere comunque nel nostro comune, cercando di aggiustare i servizi già esistenti e semmai crearne degli altri. Ecco, chiaramente per far vivere i piccoli centri dell'entroterra c'è bisogno di lavoro. In quale direzione pensate di muovervi a Lorsica? Il lavoro a Lorsica, insomma, non è che ce ne sia proprio tantissimo, crearne dell'altro penso che sia abbastanza complicato. Sicuramente bisogna dare risalto alle attività che ci sono già presenti e cercando di pubblicizzarle soprattutto all'estero in modo da creare più lavoro e quindi magari una ricerca di manodopera per poter sopperire magari a dei nuovi ordini. Ecco. Lorsica e chiaramente tutti i piccoli comuni dell'entroterra hanno sempre il grosso problema delle infrastrutture. Come pensate di affrontare questo tema, quello della viabilità? Innanzitutto cercando di mantenere già quello che c'è, che non è poco, e poi cercando sicuramente di reperire fondi sia europei che nazionali per cercare di aggiustare, di sistemare quello che c'è da sistemare. Le strade sono abbastanza malconce e quindi insomma bisognerà darsi da fare parecchio in questo senso. Collegato al problema della viabilità c'è quello del dissesto idrogeologico, anche in questo caso comune a tutti i piccoli comuni dell'entroterra. Come pensate di affrontare questo tema? Nello stesso modo, cioè, ci sono diverse criticità nel nostro paese, nel nostro comune, ci sono già delle frane che qualcheduna è stata hanno già iniziato a metterla a posto, sicuramente ce ne sono delle altre da sistemare e bisognerà anche controllare un po' l'ambiente. Questo, non so, per esempio collegandosi con quelli che si occupano dell'alta via, quindi controllare se ci sono dei problemi oppure delle piante che costruiscono, che quindi possono creare poi delle criticità. Sicuramente controllare il territorio è fondamentale e bisognerà cercarlo di fare nel modo migliore. La sua è una lista sostanzialmente composta quasi totalmente da persone che sono nuove all'esperienza amministrativa. Quali sono i punti principali del vostro programma? Ripeto, allora, sicuramente cercare di mantenere quello che c'è, che non è poco, ma insomma, bisognerà sicuramente cercare, anche perché i fondi non credo che siano così tanti da poter scialacquare da una parte all'altra. E poi sicuramente appunto innanzitutto una cosa su cui teniamo molto, che vorremmo fare, cercare di far arrivare un servizio internet decente nel nostro paese, perché siamo veramente proprio alla frutta. E questo anche per incentivare chi, per esempio, lavora a casa col computer, che adesso è una cosa abbastanza usuale, che possa dire vabbè, posso anche andare a Lorsica in un posto tranquillo, bellissimo, aria pulita, posso lavorare da lì perché comunque c'è una linea, cosa che ora non c'è. Anche solo per esempio per fare la fatturazione elettronica è già un problema, cioè va e viene, bisogna cercare di fare avere un servizio decente. Poi parte del paese è anche oscurato per la televisione, anche questo bisognerà metterlo a posto, cercare di capire come mai non si riesce.
E sicuramente c'è da mettere a posto il centro storico, in questo caso quello di Lorsica, che è particolarmente devastato, diciamo, da quando è passato il metano poi non è stato più fatto nessun lavoro e sono le strade interne del nostro centro che ormai sono proprio al collasso totale. Queste sono delle priorità proprio da fare. Poi ci sono altre situazioni, tipo per esempio c'è un pezzo di fognatura a Castanielo che il fiume ha portato via, che bisogna mettere a posto, c'è la casa di riposo di Verzi che c'è da guardare, ha dei problemi, c'è la cappella del cimitero di Lorsica che è da rifare perché piove dentro, ci sono tantissime cose da perseguire e quindi sicuramente queste sono le prime cose che faremo. Poi man mano che andremo avanti, se saremo eletti, sicuramente vedremo il da fare. Ci sono altri punti, altre questioni che vi stanno a cuore che pensate di portare avanti? Sì, sicuramente c'è la pubblica illuminazione, per esempio, che in parte è completamente da rifare e soprattutto anche lì cercheremo di trasformarla in illuminazione a LED per abbassare i consumi e quindi spendere meno come comune per quanto riguarda l'illuminazione. Poi c'è anche una riorganizzazione magari dei parcheggi in certe zone, ma riorganizzazione intendiamo non costruirne dei nuovi perché gli spazi sono quelli che sono. L'Orsica purtroppo è arroccata, quindi non è che si può inventare più di tanto, però magari una riorganizzazione con delle strisce, tanto da far capire come parcheggiare in modo da creare più spazio per tutti. E poi un'altra cosa importante, abbiamo nella lista i candidati consiglieri sono di tutte le frazioni di Lorsica, che le frazioni sono tantissime, c'è Verzi, c'è Barbagelata, c'è Monteghirfo, c'è Figarolo, c'è Castanielo, che sono diciamo le principali, poi ce ne sono delle altre ancora più piccole, ma abbiamo deciso di avere in lista di un candidato per ogni frazione proprio perché si occupi di quella frazione, quindi segnalate i problemi a queste persone che poi di conseguenza si andrà a vedere il da farsi sul nostro territorio. Ecco. Un altro punto fondamentale che ci siamo posti di ottenere è quello della videosorveglianza del nostro paese. No? Ce n'è già in parte, ci sono già delle telecamere che funzionano, insomma non è che si sa bene proprio se funzionano o no, comunque cercheremo sicuramente di aumentare questo sistema di videosorveglianza per cercare di essere un po' più sicuri sul nostro territorio, anche perché essendo molto vasto, penso che con le telecamere si riesca a fare qualcosa sicuramente di importante, ecco, per evitare i numerosi furti che ci sono ultimamente, che ci sono stati, e quindi sicuramente anche quello. Il candidato numero 2 sulla scheda elettorale di Lorsica è Gianni Dondero. Nato a Cicagna il 19 aprile 1955 e sposato, ha 2 figli. Diplomato all'Istituto Nautico, ha svolto attività come dipendente comunale a Santa Margherita Ligure. Attualmente è in pensione. È consigliere comunale uscente, capogruppo di minoranza, ed è stato per 2 mandati consigliere di opposizione a Cicagna. Nel tempo libero organizza feste con il Comitato Festeggiamenti di Cicagna e la Proloco. È sostenuto dalla lista Insieme per Lorsica. Come pensa in una realtà di circa 500 abitanti come Lorsica di sostenere le famiglie e lo spopolamento della vostra zona? L'essenziale secondo me sono i servizi e poi certe infrastrutture tipo incentivare specialmente i giovani con nuove strutture tipo far nascere bed and breakfast, l'agricoltura, ecco. Poi una cosa che a me sarebbe molto a cuore sarebbe certi comuni piccoli come l'Orsica, in condizioni di territorio anche di disagio, la gente che ci abita dovrebbe essere premiata, non tassata. Ci sono troppi vincoli per fare determinate cose, quindi la gente è scoraggiata anche da questo fatto, no?
se ne va perché non può, magari, faccio un esempio, per aggiustare una casa vecchia che magari papà e mamma gli hanno lasciato, prima di arrivare a ristrutturare la casa deve spendere un mucchio di soldi per permessi e quant'altro, che alla fine lascia perdere e quindi se ne va. Ecco, bisognerebbe questi piccoli centri aiutarli con meno imposte, meno tasse e con più agevolazioni burocratiche. Ma questo secondo me è un problema non solo di Lorzica ma di tutto il paese. Però questi centri piccoli, per evitare che la gente se ne vada, specialmente i giovani, facilitarli in queste cose, non tassarli più di tanto, snellire permessi e non far pagare tante scartoffie, ecco, per capirci, che arrivi al dunque per costruirti la casa, come ho detto prima, e non c'è più i soldi. Per far vivere questi paesi c'è bisogno sicuramente di lavoro. Quali prospettive lei intravede per l'Orsica? L'ho detto prima, facendo rinascere il territorio con attività ricreative e ricettive più che altro, di case vacanze, di alloggi tipo bed and breakfast, di fare, perché industrie non c'è lo spazio per far nascere industrie, perché come è fatto il territorio è impossibile mettere delle industrie, ma attività, diciamo, artigianali, di piccole attività, quello potrebbe essere una cosa fattibile, ecco. Di sicuro un problema dei comuni dell'entroterra è quello delle infrastrutture. Quali interventi lei ha in mente per migliorare la viabilità in zona? Ecco, la viabilità parte le strade che un comune piccolo come l'Orsica, con gli introiti fiscali che ci sono, non può gestire tutte le manutenzioni delle strade, perché poi, diciamo, solo per andare a Barbagelata c'è una strada che le risorse non ci sono. Bisognerebbe che enti sovracomunali tipo Regione, Città Metropolitana e fondi europei per fare la manutenzione di queste strade, e per i trasporti fare dei servizi o a chiamata o per la gente, più che altro del posto, la gente anziana che deve spostarsi, andare a fare delle visite in ospedale o in ambulatori, fare dei servizi a chiamata di concerto con l'ATP. Un problema anche in questo caso sicuramente molto ricorrente è quello del dissesto idrogeologico. Quali iniziative lei ha in mente per questo fronte? Dissesto idrogeologico, siamo nella stessa condizione delle infrastrutture viarie, che dissesto idrogeologico, se non c'è un aiuto da parte, diciamo, di enti sovracomunali, un comune tipo l'Orsica non ce la può fare da solo, quindi cercare come ho detto prima, per le infrastrutture, progetti regionali, progetti europei, bandi europei, cercare per salvaguardare il territorio, perché qui ogni volta che piove si rischia di chiudere qualche strada, poi la gente resta isolata, quindi bisognerebbe prevenire, non aspettare che ci sia il disastro. Quali sono i punti principali del suo programma? I punti principali, praticamente tanti li ho già detti ora. Dissesto idrogeologico, parliamo di infrastrutture, e anche, diciamo, di valorizzare questi piccoli borghi con nuovi lavori. Per esempio ci sono dei centri tipo l'Orsica, no? Magari nel centro proprio del paese rimettere a posto, diciamo, la via pedonale, proprio
con dei marciapiedi, dei selciati nuovi. Questo però siamo sempre nel solito discorso che bisogna avere degli aiuti sovracomunali, se no fai ben poco. Fai l'ordinaria manutenzione con le risorse del comune, perché quello che entra dal comune, entrare per tasse sui capannoni non ce ne sono. Le entrate della spazzatura, sappiamo benissimo che tanti ne escono, servono per coprire il servizio. Quindi con le risorse del comune si può mantenere, diciamo, i servizi essenziali e con molta fatica. E un'altra cosa che è già iniziata, continuare con la nuova illuminazione a LED che porta un bel risparmio. È già stata iniziata e c'è un progetto proseguire per tutto il comune. Questi sono punti essenziali. Poi si può fare, avendo dei soldi si può fare di tutto, ecco. Però purtroppo le risorse sono quelle che sono. L'importante è mantenere i servizi, perché poi la gente vuole i servizi essenziali, specialmente in questi piccoli comuni. Poi essere vicino alla gente e sentire i problemi della gente e poi cercare di risolverli. Ci sono altri punti che le stanno a cuore, che vuole mettere in luce in questa campagna elettorale? Io ho già sviscerato parecchi comuni, come le dico io, nel territorio di Lorsica ci sono frazioni non isolate, però fuori, diciamo, dal centro, no? Che queste persone che ci abitano dovrebbero essere aiutate e premiate, invece paghiamo le tasse come le paga un comune che ha tutti i servizi, tipo Chiavari, ecco, però non ha gli stessi servizi, è in condizioni disagiate di vivibilità, per questo che anche tanta gente se ne va, perché ora magari le persone anziane non se ne andranno mai, perché c'è gente che sul territorio c'è nata, c'è vissuta, però i giovani, se non riusciamo a fare delle azioni da mantenere i giovani sul territorio, questi paesi sono destinati a scomparire. L'unica cosa che, lo ripeto per l'ennesima volta, questi piccoli centri vanno aiutati con meno intoppi, meno burocrazia, meno tasse, ecco. Poi so benissimo che non sarà possibile, però cercare di aiutarli. Ci siamo candidati con la lista Lorsica verso il futuro per cercare di non far morire il nostro paese. Per la maggior parte dei candidati consiglieri siamo tutti del comune, ognuno per ogni frazione, e cercheremo di conseguire diversi obiettivi, tra i quali appunto quello di mantenere sicuramente quello che c'è già nel nostro comune e cercare di migliorare dei servizi che ora sono diciamo quasi del tutto inesistenti. Quindi se avete segnalazioni da farci, se avete dei problemi, non esitate comunque a comunicarceli, che noi cercheremo di risolverli. Ci impegneremo nella tutela della valorizzazione del nostro territorio, dell'ambiente, delle nostre attività culturali, per cercare appunto di far andare avanti il nostro paese e di portarlo verso il futuro. Sì, io mi sono candidato all'Orsica per avere la continuità che ho fatto in questi 5 anni. Io ho fatto 5 anni in minoranza con l'ex sindaco De Ferrari Aulo e c'è stato un rapporto molto cordiale e molto ottimo, diciamo. E questa volta mi sono presentato candidato sindaco anche per
spirito di servizio, perché in questi comuni ci poteva anche essere il rischio della lista unica. Quindi io non vedo bene un comune che non ci sia un'opposizione, e quindi mi sono candidato sindaco con delle persone di Lorsica e anche di fuori per avere la continuità di questi 5 anni passati.